Io sono Maria Conte e ho vissuto a Nuoro, dove ho frequentato la scuola d'arte, ho preso il mio bel diploma, che poi ho continuato anche a Bologna al DAMS. Comunque, lì ho aperto il laboratorio Orfevre nel 1980 e poi mi sono trasferita a Cagliari. Adesso sono in via Isola Tavolara 1, premettendo che nel corso del tempo la titolarità del laboratorio è andata a mia figlia Rosella e tutti e tre i miei figli comunque collaborano nel lavoro. Infatti qui c'è qualcosa anche di Rocco, che è Filu, il nuovo brand che ha lanciato, il nuovo brand Orfevre. Già nel 1987 avevo preso un premio internazionale, il secondo premio internazionale per i giovani designografi a Exempla, a Monaco di Baviera. Quindi questo diciamo che mi ha fatto bene, no? E ho continuato con le mie ricerche sulla Sardegna, ricerche storiche. Non c'entra niente col mio ispiratore principale, che è stato la LIC, che mi ha ispirato di più, e tutto ciò che io ho imparato nel tempo l'ho trasformato in gioielli, gli ho dato una connotazione, una vita. Questi gioielli hanno assunto un'entità diversa, sono diventati, non voglio dire, non lo dico io, lo dicono gli altri, una tradizione in Sardegna, con le donne, con i copricapi, che poi non so se li avete già visti, sono esposti. Infatti questa è la donna di Oliena, col suo scialle, fatto in argento, oro e madreperla. Questa è proprio la donna col suo scialle bellissimo, io dico di Oliena, perché è di Oliena. Nel frattempo comunque mi hanno dato altri riconoscimenti, tipo la navicella d'argento nel 2009 e l'anno scorso anche il premio speciale Alziator e eccellenze anche Fidapa. L'artigiano è come un pioniere, è il lavoro del passato ed è il lavoro del futuro, perché comunque alla fine si ritorna a ciò che è manuale, a ciò che è pensato, che è amato, cullato.